Buonasera, eccoci insieme con lo studio di Koinonia del venerdì. Prima di cominciare vogliamo dedicare questo tempo al Signore che ci benedice ogni giorno e allora preghiamo e diciamo: Signore, lode a te. Signore, grazie perché noi possiamo incontrarci liberamente. In altri paesi del mondo non è possibile. Grazie Signore perché noi possiamo lodarti in questa sala, al caldo, Signore. Signore, noi possiamo leggere, noi possiamo ascoltare in libertà. Sia benedetto il tuo nome, Signore, per questa libertà che ci dai, per questa facoltà anche intellettuale che ci dai di capire la tua parola, perché la tua parola è comprensibile, Signore, è chiara, è semplice, è immediata. È parola di salvezza. Lode a te, Signore, perché la salvezza è entrata nella nostra vita, di noi che siamo qui davanti a te e di molte persone che sono online, Signore. Signore, lode a te. Sia benedetto il tuo nome, sia benedetto il nome di Gesù Cristo. Accompagnaci in questo studio, Atti 20, Signore. Accompagnaci in questo studio che possa essere di nutrimento per le nostre anime, Signore. Ti chiediamo questo nel nome potente del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Amen. Ecco, dunque gli Atti degli Apostoli, gli Atti dello Spirito Santo, come qualcuno ha scritto, e mi riferisco proprio a John Stott, che è l'autore di questa pubblicazione alla quale spesso facciamo riferimento, lo Spirito in azione. E questa sera vedremo, se la regia manda in onda i titoli lo possiamo vedere subito: tra viaggi e miracoli, la vigilanza, è indispensabile vigilare, si dicono gli apostoli, dice Paolo agli anziani della chiesa di Efeso. È importante vigilare nella consapevolezza che il Vangelo si diffonde perché Paolo è guidato dallo Spirito e perché i viaggi sono l'occasione per portare la parola. Bisogna essere comunque collaboratori efficaci, dice Paolo ai suoi fratelli, e i collaboratori efficaci vedranno un giorno un grande miracolo nella città di Troas. Un grande miracolo, un'altra opera dello Spirito Santo. Ma state attenti, dice Paolo agli anziani della chiesa di Efeso, state attenti perché i lupi sono sempre in agguato. E sono dei lupi spirituali questi, non sono degli animali feroci, ma possono fare ancora più male degli animali feroci. Leggeremo tutto questo attraverso alcuni brani che ci accompagneranno a partire appunto dal capitolo 20 degli Atti, che ci racconta come Paolo si muove in Macedonia, in Grecia, a Troas, a Mileto, e poi lo vedremo a Efeso, e sentiremo come l'esortazione è uno degli obiettivi principali dell'apostolo, delle genti, come viene chiamato, dei gentili. L'esortazione, esortare coloro che sono preposti allo sviluppo della parola, alla testimonianza diretta, esortare a lavorare con efficacia. E questi collaboratori efficaci poi li troveremo per nome proprio, perché il Signore chiama per nome i suoi servitori, e la squadra è una squadra efficiente, e che la squadra efficiente lo può dimostrare anche l'opera dello Spirito Santo, che salva un ragazzo che ha corso un grave pericolo, quello di morire, un incidente, una caduta. Ecco che, ritornando nell'ambito
del discorso che Paolo fa a coloro che vivono l'esperienza cristiana a Efeso, l'Apostolo sottolineerà il servizio a Dio, la sollecitazione alla fede, la consapevolezza di essere mosso dallo Spirito Santo e la necessaria attenzione che gli anziani della Chiesa di Efeso dovranno riservare a se stessi, che dovranno riservare al gregge, e vivranno con gioia questa esperienza, una gioia che porta alla consapevolezza che la parola di Dio è manifestata, è benedetta, si diffonde. Non abbiamo bisogno di oro e di argento, dice Paolo, ma abbiamo bisogno di questa parola. E si osservi una affermazione tra quelle conclusive del capitolo che troveremo, che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. E questa è una scelta concettuale, diciamo così, che Paolo fa perché vuole dire a questi anziani della Chiesa di Efeso, che noi li chiamiamo anziani, però presumibilmente erano proprio dei giovani maturi nella fede, quindi anziani in questo senso. A questi anziani della Chiesa di Efeso Paolo dice: guardate che bisogna essere gioiosi quando si dona, perché la gioia di dare può arricchire veramente, più ancora che non il prendere i doni. Ma per analizzare tutti questi passi, io vorrei partire dalla lettura proprio del capitolo di Atti 20. Cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli e dopo averli esortati, li salutò e partì per la Macedonia. Attraversate quelle regioni rivolgendo molte esortazioni ai discepoli, giunse in Grecia. Qui si trattenne 3 mesi. Poi, dato che i giudei avevano ordito un complotto contro di lui, mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di ritornare attraverso la Macedonia. Lo accompagnarono Soprato di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derba, Timoteo e della provincia d'Asia Tichico e Trofimo. Questi andarono avanti e ci aspettarono a Troas. Trascorsi i giorni degli Azimi, partimmo da Filippi e dopo 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino alla mezzanotte. Nella sala di sopra, dove erano riuniti, c'erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal 3° piano e venne raccolto morto. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e abbracciatolo disse: non vi turbate, perché è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo, e dopo aver ragionato lungamente sino all'alba partì. Il giovane fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati. Quanto a noi, che eravamo partiti con la nave, facemmo vela per Asso, dove avevamo intenzione di prendere a bordo Paolo, perché egli aveva stabilito, così volendo fare quel tragitto a piedi. Quando ci raggiunge ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là, navigando, arrivammo il giorno dopo di fronte a Chio. Il giorno seguente approdammo a Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo aveva deciso di oltrepassare Efeso per non perdere tempo in Asia. Egli si affrettava per trovarsi a Gerusalemme
se gli fosse stato possibile, il giorno della Pentecoste. Da Mileto mandò ad Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo, della grazia di Dio. Ed ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro dal sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno tra di voi lupi rapaci, quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato nell'argento, nell'oro, nei vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così e ricordandosi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave. Fin qui la parola di Dio. Amen. Dunque, viaggi, miracoli, la guida dello Spirito Santo e la vigilanza. Io vorrei che noi andassimo a trovare insieme un brano di Romani. Siamo al capitolo 15 e siamo ai versetti 25 e 27. Ascoltiamo questa parola e vediamo come può essere collegata a ciò che abbiamo trovato. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Che cosa vuole fare Paolo dunque a Gerusalemme? Perché vuole ritornarvi. Vuole naturalmente portare il frutto di una colletta, perché
bisogna insegnare agli apostoli, ai discepoli, che la solidarietà, la generosità è importante, è fondamentale. Il cristianesimo non esiste se non esiste solidarietà. E quindi attraverso quelle regioni si trattiene con giudei e greci e cerca di raccogliere il frutto della loro solidarietà, che porterà a Gerusalemme. Guardate come dicevamo in apertura, il Signore chiama sempre per nome i Suoi. E qui lo Spirito Santo, che è l'ispiratore di questa parola che leggiamo, come di tutte le parole della Bibbia, ci dice che ci sono degli uomini collaboratori. Il senso della squadra, l'appartenenza a una squadra, il bisogno di fare squadra. Paolo non può lavorare da solo. Certo, lo Spirito Santo sovrintende ed è superiore a qualsiasi forza umana, ma gli uomini ci devono essere. E gli uomini qui ci sono e vanno chiamati per nome. Eccoli qua. Soprato di Berea, figlio di Pirro, Aristarco, Secondo, sono di Tessalonica, Gaio è di Derba, Timoteo è della provincia d'Asia, Tichico e Trofimo, tutti che si muovono verso Troas. E una volta trascorsa la festa degli Azimi, che è una festa che precede la Pasqua, ecco che essi si trovano nella città di Troas, e nella città di Troas avviene un ulteriore momento che testimonia quanto la benedizione di Dio, quanto lo Spirito Santo agisca negli uomini che operano per la grandezza del regno. Paolo si trova qui e il primo giorno della settimana ci dice la parola spezza il pane. Questo spezzare il pane naturalmente non ha un significato di un incontro festoso in cui gli alimenti vengono condivisi, ma è il senso dello spezzare il pane come nelle assemblee cristiane la domenica, quando ci passiamo il pane e il vino e condividiamo ricordando il sacrificio di Cristo. Spezzare il pane significa ricordare il sacrificio di Cristo. Gesù Cristo morto sulla croce, risorto, il suo sangue che libera i peccati del mondo, ma non di tutto il mondo, soltanto di coloro che vogliono essere liberati da quel peccato. Il peccato ha bisogno dello spargimento di sangue. Cristo ha sparso il suo sangue una volta per tutte, tutti coloro che credono in Lui, come abbiamo detto proprio questo pomeriggio, nell'occasione di una giornata non bella in un certo senso, perché era un funerale, ma è stata una giornata serena, perché abbiamo accompagnato un fratello al suo ultimo luogo, alla sua ultima dimora, e lo cito anche il fratello Nello Tiso di Latisana. Ecco che in questa occasione abbiamo potuto dire ancora una volta a voce alta che il Signore ha offerto il suo sangue affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. E allora la salvezza appartiene a coloro che sono nati di nuovo, coloro che non sono nati fisicamente di nuovo, ma che sono nati spiritualmente di nuovo. E coloro che sono nati spiritualmente di nuovo hanno il diritto e anche il dovere di spezzare il pane. E questo spezzare il pane lo vediamo qui rappresentato negli Atti in questa serata particolare, in cui viene spezzato il pane, viene condiviso il ricordo di Cristo morto per i peccati del mondo, risorto, e chiunque crede in Lui abbia vita eterna. E nella memoria di questo ricordo
il discorso di Paolo, una sorta di predicazione probabilmente, che si protrasse a lungo quella sera, tant'è che un giovane che stava seduto sulla finestra fu sopraffatto dal sonno, cadde. Ed ecco il miracolo, perché lo Spirito Santo opera con potenti miracoli. Paolo si getta sul giovane, lo abbraccia e rassicura tutti gli altri. Questo giovane è in vita, non è morto. E ritorna, pensate un po', ritorna da dove è partito? Ritorna, avete letto? A spezzare il pane. Ritorna a questa memoria cultuale. E l'incontro va avanti fin quasi all'alba. Questo giovane è guarito, è stato ricondotto. Gli altri che partecipano a questo evento sono consolati. Lo Spirito Santo non soltanto guarisce, ma anche consola. Il passaggio successivo ci fa vedere un altro momento del viaggio di Paolo. Io vorrei ritornare però su questo miracolo per dire che sia nel vecchio patto che nel nuovo patto i miracoli sono spesso richiamati e tutti questi sono opera dello Spirito Santo. Andiamo a incontrare Prima Re, per esempio, al capitolo 17. Leggeremo dei brevi versetti dal 17 al 24. Prima Re, capitolo 17, versetti 17-24. Sentite un po' che cosa accade in questo contesto. Dopo queste cose, il figlio di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia: che ho da fare con te, uomo di Dio? Sei forse venuto a me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Egli le rispose: dammi tuo figlio. Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra dove egli alloggiava e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio? Si distese quindi 3 volte sul bambino e invocò il Signore e disse: Signore Dio, torni ti prego l'anima di questo bambino in lui. Il Signore esaudì la voce di Elia e la vita del bambino tornò in lui ed egli visse, Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pian terreno dalla casa e lo restituì a sua madre dicendole: guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che sei un uomo di Dio e che la parola del 37. Sentite un po'. Quando Eliseo, questa volta non è più Elia ma è Eliseo il protagonista, arrivò in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui e distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Allora Eliseo chiamò Geasi, il suo servitore, e gli disse: chiama questa Sunamita. Egli la chiamò e come giunse vicino a Eliseo, questi le disse: prendi tuo figlio. La donna entrò, gli si gettò ai piedi e gli si prostrò a terra. Poi prese suo figlio e uscì. Un miracolo che richiama
anche quello che troviamo in Gesù, spesso protagonista di episodi analoghi, e siamo nel Nuovo Testamento. Ma ritorniamo al brano di Atti di partenza. Abbiamo detto che questi atti degli Apostoli, questi atti dello Spirito Santo, sono sottoscritti da un lungo e anche faticoso viaggiare. Un muoversi senza posa nel bacino del Mediterraneo, nell'area che oggi equivale alla Grecia, alla Turchia, per portare la parola di Dio, per diffonderla, con l'intento comunque di tornare a Gerusalemme, perché là l'Apostolo vorrebbe essere presente prima della Pentecoste e vorrebbe essere presente con un sussidio economico, testimonianza della generosità dei cristiani dell'area della Grecia. E quindi la navigazione e quindi l'arrivo a Mileto. A Mileto l'Apostolo chiede di salutare gli anziani, i collaboratori, i gestori della chiesa di Efeso. E quindi costoro vengono chiamati e si muovono verso Mileto e vanno a salutare l'Apostolo. E qui il discorso alla chiesa di Efeso, perché questo discorso fatto agli anziani in un certo senso è il discorso alla chiesa, non è il discorso soltanto per loro, ma è un discorso che loro avranno il compito di portare alla chiesa stessa, cioè a tutta la comunità. Ecco, un discorso che potrebbe essere riassunto in 6 punti schema. Sono stato servitore di Dio. La prima cosa che afferma l'Apostolo è di essere stato servitore di Dio. La seconda cosa che afferma è di essere stato sollecitato alla fede dallo Spirito. E la terza cosa, io mi muovo nella fede. La quarta cosa, badate a voi. E la quinta cosa, badate al gregge. Bisogna imparare prima a badare a noi stessi e dopo insegneremo e testimonieremo agli altri fratelli dell'assemblea come debbono badare a loro stessi. E quindi il sesto concetto, donate con gioia. Sono stato servitore di Dio, quindi ripeto, sono sollecitato alla fede, mi muovo per lo Spirito e non perché io voglio fare il turista. Badate a voi stessi, badate al gregge, donate con gioia. È un passo che ancora una volta ci fa vedere la preziosità della parola di Dio. Sul badare a se stessi e sul badare al gregge ci viene incontro anche un altro passo del Nuovo Testamento. Lo leggo da Matteo capitolo 7, è Gesù che mette in guardia e dice ai suoi: state attenti perché c'è qualcuno che imbroglia, c'è qualcuno che fa il gioco del nemico. E allora eccoli qui che compaiono già nello schermo i versetti tra 15 e 21, io li leggo direttamente dalla mia edizione, dalla mia versione. Guardatevi, dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi vestiti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni,
ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato, è gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ancora una volta il collegamento tra Paolo e il messaggio che viene da Cristo. State attenti, perché il nemico è scaltro, è furbo, può indurvi nell'errore, l'errore dottrinale, l'errore culturale, l'errore culturale, e indurvi anche forse a diventare nemici gli uni degli altri. Bisogna vigilare, badando a noi stessi. E come si fa a badare a noi stessi? Con un esercizio costante delle due assi portanti della fede. La numero 1, la preghiera. La numero 2, la lettura della parola. Invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. La parola e la lettura. E anche se non è parola di Dio, ma parola d'uomo, parola di studioso, saggio della parola stessa di Dio, io vorrei concludere questa riflessione con un passo da un libro di Richard Baxter, L'opera del pastore, un'edizione Passaggio Mantova del 2003, una ventina d'anni fa, ma assolutamente di attualità. La trovo nel libro cui facevo precedente riferimento, Atti lo Spirito in azione di John Stott. Ascoltiamo dunque questi argomenti di Cristo, laddove sentiamo che aumenta la nostra sordità e indifferenza. Morii per loro e tu non li guarderai? Essi furono degni del mio sangue, non lo sarebbero forse della tua fatica? Discesi dal cielo sulla terra per cercare e salvare ciò che era perduto, e tu non andrai alla porta, sulla strada o nel villaggio accanto ancora in cerca di loro? Quanto piccola è la tua fatica e la tua condiscendenza rispetto alle mie. Io mi abbassai a tanto, ma qui è il tuo onore ad entrare in gioco. Io morii e soffrii tanto per la loro salvezza e avrei voluto fare di te un mio collaboratore. Rifiuterai tu quel poco che è nelle tue mani? Una breve lettura che ci mette indubbiamente in crisi di fronte alle nostre responsabilità e forse anche alle nostre negligenze. Paolo del capitolo 20 dimostra con i suoi viaggi a Troas, a Dasso, a Mileto, a Mitilene, a Chio, a Samo, a Efeso e in tutte le città dove si è mosso, che non c'è nessun ostacolo che possa fermarlo, perché si muove per opera dello Spirito Santo. Ma noi, che non siamo costretti ad andare ad Asso, a Mitilene e a Mileto, né a Troas, che cosa facciamo per la diffusione della parola di Dio? È con questa riflessione che ci fermiamo e ci ricolleghiamo tra qualche minuto per chi ha il collegamento online. Una preghiera per chiudere questa parte del nostro incontro. Signore, di fronte alle fatiche degli apostoli noi ci rendiamo conto che stiamo vivendo veramente nelle comodità migliori. Noi che qui abbiamo il riscaldamento, noi che qui viviamo a pochi chilometri da casa nostra, ci possiamo muovere, noi che qui non abbiamo persecuzione, non abbiamo prove, ovvero le abbiamo, ma non sono quelle dolorose degli apostoli della Chiesa primitiva e non sono quelle dolorose di alcuni fratelli di realtà, non molto distanti da casa nostra, nell'Africa e nell'Asia.
Signore, noi ti lodiamo per quello che ci dai, ma ti preghiamo anche, infondi dentro di noi quello Spirito Santo che ci induce sempre di più a camminare e a lavorare per la tua parola, per lo sviluppo del regno, per la salvezza della fede, per la salvezza dei nostri amici, dei nostri vicini di casa, dei nostri parenti. Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a testimoniare, insegnaci ad agire, insegnaci a leggere il tuo libro meraviglioso. E noi ti preghiamo in questo senso, nel nome potente del Cristo, il Salvatore risorto. Amen. Buonanotte.